riflessione che io faccio è proprio una constatazione, insomma, che purtroppo ho potuto, diciamo, appurare. In questo periodo le istituzioni hanno creato, ovviamente soprattutto col cambio di governo che c'è stato, perché io ne faccio ormai, dico la verità, una questione proprio prettamente politica, perché le decisioni che vengono calate dall'alto vengono calate dalle istituzioni, cioè ci sono ovviamente dei poteri decisionali che sono in mano alle istituzioni e quindi queste scelte ci vengono calate dalle istituzioni di chi ovviamente invece dovrebbe governarci e dovrebbe tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, mentre invece questo non si fa. Quindi soprattutto con diciamo, l'ingresso del nuovo governo che ha riportato indietro tutti i progressi che si erano comunque fatti anche in ambito europeo, perché noi non ci dimentichiamo che ci sono delle direttive chiare europee che purtroppo però lo Stato italiano ha deciso di non recepire, e quindi tutti gli sforzi che noi abbiamo fatto, ripeto, nei vari ambiti per cercare di arrivare a certi livelli ed avere certe risposte dalle istituzioni sono state praticamente azzerate. E da qui nasce che cosa? Nasce lo sconforto da parte, diciamo, dei comitati, che quindi si trovano innanzitutto ad avere pochissime energie, perché quando si ha l'approccio con un comitato, diciamo un cittadino normale, pensa che magari entrando nel giro di un paio di anni, nel giro di un paio di mesi riesce a risolvere ovviamente la situazione, diciamo, del territorio. E invece no, perché per esempio il nostro comitato nasce nel 2014 con la prima messa della vita di Padre Palmiro, siamo nel 2026 e ancora stiamo portando avanti ovviamente, insomma, una lotta quasi contro i mulini a vento, perché poi nel frattempo ci sono inchieste della magistratura, aspettiamo dei processi, questi processi non arrivano mai e quindi è questo, la situazione attuale è una situazione di sconforto, e allora molte persone dicono: ma io perché devo andare a investire il mio tempo, sacrificando anche il tempo alla famiglia, perché lo sapete che è così, anche del tempo al lavoro, per poi non avere un riscontro da parte della popolazione che a volte vede, diciamo, gli attivisti come dei nemici, perché poi si crea questo nella, diciamo, nella società, ma questi ma che cosa vogliono, e sono contro il petrolchimico, per esempio nel nostro caso, e vogliono chiudere il petrolchimico, cosa che non è stata mai detta, quindi vedono, diciamo, una minaccia diciamo, da parte di questi cittadini al loro lavoro, cosa che non è, perché per noi per esempio il lavoratore è la prima persona da tutelare, perché è quello più esposto. E che non viene tutelata dallo Stato. Quindi si crea questa cosa, e non solo. Le istituzioni, che sono diventate ormai molto furbe, anche nel creare rete fra, diciamo, fra di loro, perché diciamo che forse hanno preso, come dire, come esempio l'organizzazione dei comitati, quindi riescono proprio nei territori, anche nei piccoli territori, a come dire, contrastare anche questi movimenti. Io porto sempre l'esempio di Augusta, perché molti lo sanno che io peli sulla lingua non ne ho, anche se Carmelo riprende come sempre. Per esempio ad Augusta noi avevamo proposto, proprio per tutelare, o comunque, ripeto, insieme, perché noi sempre portiamo avanti il messaggio, facciamolo insieme, giusto, perché l'ambiente è di tutti, giusto, facciamolo insieme, senza scontri, sediamoci a un tavolo, parliamone e ovviamente cerchiamo di capire quello che, come dire, serve ai territori. Quindi noi ad Augusta proponiamo nel 2023 la consulta dell'ambiente e del paesaggio all'amministrazione comunale attuale, viene approvata ad unanimità dal Consiglio Comunale, siamo nel 2026 e ancora il sindaco non ha attivato la consulta ambientale del paesaggio. Questo cosa significa? Io la leggo così: significa che l'istituzione porta avanti ovviamente un certo tipo di discorso ovviamente sul territorio, come per esempio Augusta, per andare, diciamo, a spostarci da quello che è, diciamo, la problematica legata al petrolchimico, è risultata, diciamo, adesso non mi ricordo l'anno, ma credo 2 anni fa o l'anno scorso, come la prima città come consumo di suolo in Sicilia. Quindi cosa significa? Che ovviamente in questi anni, forse anche prima,
non si è pensato a ovviamente tutelare il territorio, ma da che cosa? Dal punto di vista idrogeologico, e poi ci troviamo gli scemi. Quindi se non l'istituzione, ripeto, che dovrebbe tutelare il territorio e i cittadini, non si pone certe questioni e crea invece solo, come dire, divisione all'interno, diciamo, della società, perché quelli sono cattivi, lasciamoli stare, non vogliono il bene del territorio e dei cittadini, quindi fanno questo tipo di, come dire, portano avanti questo tipo di messaggio e chiudono le porte delle istituzioni ai comitati. Purtroppo da lì poi nasce lo sconforto. Noi non ci arrendiamo, perché con Metis, insomma, e con gli altri, perché io qui sono a casa veramente amici carissimi, perché poi sono questi i legami che si creano, perché nella lotta si creano dei legami proprio di amicizia e di affetto. Noi non ci arrendiamo perché riusciamo ormai con i nostri mezzi, ritagliandoci del tempo, insomma, a portare avanti sempre lo stesso discorso, ma purtroppo questa resistenza non ce l'hanno tutti. No. E quindi anche io non visti perire. No, non ce l'hanno tutti, perché sono dei grossi sacrifici. E quindi anche il fatto di andare in una scuola a portare un determinato messaggio, per esempio ai bambini, viene visto come qualcosa che non serve a niente. Ma per esempio anche il messaggio che passa, se parliamo dei rifiuti, vabbè, ma fare la raccolta differenziata a che cosa serve? Tanto vabbè, rischiano tutto, cioè facciamo l'inceneritore, quindi lì si aprirebbe un altro capitolo, insomma, immenso. Quindi noi non perdiamo la speranza, però effettivamente non è un'impresa facile oggi, proprio dal punto di vista politico, per i comitati. Il libro, come si chiama il libro? Il libro, Se con la pesce si stancasse, sì. Ok, grazie. Va bene.